Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Come sempre la cronaca in diretta da tutto il nord-est nel nostro Focus TG, che oggi deve aggiornarvi su diversi fatti di cronaca, tanti davvero gli incidenti stradali, anche oggi con esito letale, mortale, che si sono registrati e si stanno registrando sulle strade del Veneto. Partiamo da Pescantina, quindi siamo in provincia di Verona, sulla statale 12, attorno alle 6:30, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. Un'auto è andata a scontrarsi frontalmente con un mezzo della nettezza urbana. Sono morte due persone che viaggiavano sull'auto, un uomo di 25 anni e una donna di 45, mentre è rimasto ferito in modo non grave il conducente del mezzo pubblico, finito in un vigneto vicino. È stato trasportato all'ospedale di Negrar in codice verde dal 118 che è intervenuto con automedica e ambulanza. Vi devo dare anche un altro aggiornamento proprio di questi secondi, di questi minuti, che parlano di una donna morta in un incidente avvenuto lungo la statale 309 Romea in provincia di Rovigo. Siamo sul territorio comunale di Porto Viro. Secondo una prima ricostruzione, un furgone si è scontrato contro un'autovettura a bordo della quale c'era per l'appunto la donna, rimasta incastrata nel veicolo. I vigili del fuoco e gli operatori del SUEM 118 l'hanno estratta dalle lamiere, ma per questa donna non c'era più nulla da fare. È morta per le gravi lesioni riportate. Tra l'altro un'altra notizia che ci porta invece nel Padovano: è morto dopo diversi giorni di agonia quest'uomo che aveva solo 40 anni, Mattia Toniati, panettiere, muore dopo lo schianto con la sua Ducati. L'incidente era avvenuto il 13 luglio scorso in strada Battaglia. Lui era in sella a una Panigale quando è stato travolto da una Peugeot, quindi Saonara in provincia di Padova, che piange la morte di questo quarantenne Mattia Toniati. Quindi, come vedete, una giornata davvero tragica sulle strade del Veneto. Ma noi rimaniamo nel Padovano, andiamo a Padova subito. Lo vedo collegato il nostro Federico Fusetti con Cristian Roque Alende, che si trova sotto alla cavalcavia, correggimi se sbaglio Federico, di Chiesa Nuova, perché la Procura di Padova ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio proprio sul ritrovamento di questo cadavere. Tutti gli aggiornamenti con Federico, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. E dici bene, siamo in realtà sul cavalcavia, cioè sopra il cavalcavia Chiesa Nuova, come viene chiamato qui a Padova. Per darvi un'idea, qui con Cristian Roque Alende vi mostriamo che oltre questo cavalcavia, quindi giù dall'altra parte, siamo praticamente alle mura di Padova, all'inizio di Corso Milano, ecco, per semplificare, tanto per capirci. Quindi siamo a 2 passi dal centro della città. Questa è una zona con parecchi svincoli che portano alle autostrade, alla tangenziale, quindi comunque una zona molto trafficata. Invece di fronte a me, quindi alle spalle di Cristian che gentilmente si gira, lì inizia la strada che porta invece a Vicenza, una sorta di rettilineo di una ventina, anche più di chilometri, che porta a Vicenza. Ecco cosa è successo. Qui giovedì sera è stato trovato questo corpo. La notizia l'hai data tu, è quella dell'apertura di un fascicolo per omicidio. Il cadavere è stato trovato qui sotto, quindi noi siamo sulla pista ciclabile del cavalcavia, qui giù in mezzo ai rami, agli alberi, e come vedete anche in mezzo alle auto che passano. È stato trovato da un passante, un po' per il forte odore, un po' poi perché si è sporto e ha visto il corpo dell'uomo. Ecco, qui è stato trovato questo cadavere che non ha ancora un nome, anche questo è un po' ancora il giallo, e l'indagine è a 360 gradi, sia per dare un nome all'uomo, che potrebbe essere un 49enne di origine romena, però è da verificare,
sia per capire le cause. E siccome in questa zona ci sono moltissime telecamere, è possibile insomma che gli inquirenti riescano a breve a risalire e a chiarire il giallo. Ma vediamo un po' un servizio che abbiamo preparato in redazione che riassume un po' le novità dell'ultima ora su questo giallo. Non ha ancora un nome il cadavere ritrovato sotto il cavalcavia di via Chiesa Nuova, a poca distanza dalle mura, dal centro di Padova e dal cimitero maggiore nella zona ovest della città. Un giallo che avrà bisogno ancora di tempo per essere risolto e per il quale gli uffici tecnici della questura sono al lavoro, dalla scientifica alle volanti. Di certo il corpo era lì da qualche giorno e lo stato avanzato di decomposizione lo ha reso irriconoscibile. La novità però è che la Procura di Padova ha aperto un fascicolo indagando per omicidio, non perché questa sia la causa più probabile della morte, ma perché sono necessari accertamenti tecnici approfonditi e la strada dell'omicidio renderà queste operazioni più semplici. In ogni caso, anche se il primo esame del medico legale sembra escludere segni di violenza sul corpo, al momento tutte le piste sono seguite dagli inquirenti. L'autopsia e le immagini delle telecamere, molte quelle presenti nella zona, potrebbero essere i principali alleati degli investigatori per risolvere il giallo in tempi brevi. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana, mentre le immagini saranno visionate per vedere quando l'uomo è arrivato in quel punto e come è caduto tra le sterpaglie sottostanti. Gli indizi portano a un 49enne di origine romena, senza tetto, controllato pochi giorni fa dalla polizia. In tasca, infatti, le forze dell'ordine avrebbero trovato un biglietto che è poi una multa risalente a giugno per ubriachezza molesta nei confronti proprio di questo 49enne. Quanto al momento della morte, potrebbe risalire ad alcuni giorni prima, magari una settimana o anche di più, una data difficile da stabilire, proprio perché il corpo è rimasto a lungo sotto il sole cocente di questi giorni. Se fosse confermata l'identità, il romeno era molto conosciuto in questa zona. A lanciare l'allarme un passante che, sporgendosi dal cavalcavia, aveva sentito un odore molto forte e visto il corpo incastrato tra gli arbusti alcuni metri più in basso, tanto che le operazioni di recupero sono state complicate e affidate al nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, specializzato in interventi di montagna, con gli uomini che si sono calati giù dal cavalcavia, operazione che ha richiesto alcune ore, durante le quali la strada è stata parzialmente chiusa al traffico. Ecco Cristian, la sensazione è che non ci vorrà moltissimo per chiarire questi aspetti, perché l'autopsia e le telecamere dovrebbero aiutare parecchio. Chiudo prima di salutarti, ecco, facendoti vedere con Cristian il guardrail, che in effetti è abbastanza alto, ecco, come vedete, insomma, almeno 1 metro, quindi è vero, cioè, si può scavalcare, ci mancherebbe, però insomma ci vuole la volontà di andare oltre questa protezione, magari un altro piccolo tassello che si aggiunge a questo giallo di fine luglio qui a Padova. Direi che è tutto, Cristian, ti restituisco la linea. Ti ringrazio davvero Federico, un vero e proprio giallo, grazie a Federico Fusetti con Cristian Roque Alende, e noi rimaniamo a Padova per una notizia che è stata appena diffusa, la possiamo vedere dall'Ansa.it. Maltratta la moglie e tenta di incendiare addirittura la casa, per questo è stato arrestato. I carabinieri di Padova hanno tratto per l'appunto in arresto per maltrattamenti in famiglia un cittadino extracomunitario di 36 anni, residente nel centro città, che avrebbe aggredito la moglie e tentato di appiccare il fuoco all'appartamento dove vive. L'episodio, che è stato reso noto per l'appunto in questi minuti, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso. A chiamare i militari è stata la donna, che ha chiesto aiuto affermando di essere stata percossa dal marito, che aveva poi appiccato il fuoco ad alcuni indumenti riposti nell'armadio dell'appartamento e minacciato la consorte. L'intervento del personale ha permesso di domare le fiamme che erano scaturite dal principio d'incendio e di bloccare l'uomo, che è stato condotto negli uffici della stazione di Padova. Quindi la donna ha formalizzato la querela e l'uomo si trova ora in carcere a Padova. Quindi, come vedete, una vicenda che poteva avere davvero un epilogo diverso. E a proposito di violenza sulle donne, dobbiamo
darvi conto di tutti gli aggiornamenti sul caso di Giulia Cecchettin, perché ci sono delle intercettazioni shock, possiamo definirle così, comunque delle intercettazioni che stanno già creando un certo dibattito. Sono quelle avvenute, le battute avvenute, il dialogo avvenuto il 3 dicembre scorso in carcere a Montorio tra Filippo Turetta e il papà Nicola. Appunto queste intercettazioni sono state diffuse nelle scorse ore dal Corriere della Sera e noi abbiamo raggiunto anche l'avvocato della famiglia di Giulia Cecchettin. Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza, non sei un terrorista, devi farti forza, non sei l'unico. Ci sono stati parecchi altri, però ti devi laureare. Carcere di Verona, 3 dicembre scorso. Nicola Turetta, padre di Filippo, arrestato in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, è a colloquio con il figlio e gli dice queste parole, intercettato dagli inquirenti. La conversazione, pubblicata dal settimanale Giallo e riportata dal Corriere della Sera ed altri quotidiani, riporta le parole del primo incontro con i genitori del giovane di Torreglia dopo la cattura in Germania al termine della fuga seguita all'uccisione di Giulia e all'abbandono del corpo nella scarpata in un bosco vicino al lago di Barcis, in Friuli. Dalle parole del padre, probabilmente un tentativo di rincuorare il figlio Filippo, che tra le altre cose gli chiede se fosse stato licenziato per colpa sua. Anche queste parole entrano negli atti del fascicolo. La prima udienza del processo è stata fissata per il 23 settembre. Perplesso uno dei legali della famiglia Cecchettin, l'avvocato Stefano Tigani. Resto sempre molto perplesso nel vedere pubblicate così intercettazioni o comunque atti del processo che sinceramente dovremmo svolgere e dibattere nel processo, quindi questo ribadisco mi lascia sempre molto perplesso e peraltro in questo momento non mi sento di aggiungere altro. Adesso ci concentriamo, a settembre ci sarà questo complicato e lungo processo e mi concentrerei su questo in questo momento qua. Nel merito non ci vorrei proprio entrare. Fra poco ci collegheremo con il Lido di Venezia, con Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti sulla morte di Linda Zennaro, la ragazza trovata morta la scorsa settimana durante i fuochi del Redentore. Sono stati bloccati i funerali, erano previsti inizialmente per martedì, la famiglia aveva già diffuso anche l'epigrafe. Ebbene, questi funerali sono stati bloccati, è una sorta di colpo di scena, ma ci aggiornerà su tutto il nostro Lorenzo Maier fra qualche istante. Io vi ridò conto di questa notizia che ci riporta sulle strade insanguinate del Veneto, lo schianto auto furgone che si è registrato in Romea, dove è morta una donna. Da conto adesso anche il portale della Voce di Rovigo Polesine 24. Questa donna incastrata tra le lamiere non ce l'ha fatta. Questo incidente si è registrato tra Taglio di Po e Porto Viro verso le 10. Tra l'altro dà conto la Voce di Rovigo di un altro incidente avvenuto nei giorni scorsi sempre sulla stessa tratta, che aveva avuto questo esito con un furgone finito fuori strada. Quindi la Romea che resta tra i tratti più neri della viabilità regionale. Ma appunto quella di oggi è una giornata nera sulle strade del Veneto. Tra l'altro c'è un esodo in corso di cui vi daremo conto nel corso, scusate appunto la ripetizione, delle prossime edizioni. Ma ieri non è andata meglio, è stato un pomeriggio di morte e anche di caos in tangenziale a Treviso. Il corpo dello sfortunato motociclista ancora a terra, la tangenziale di Treviso di fatto paralizzata. Sono passate da poco le 15 quando questo scooter guidato da un 57enne di Spinea, Gianluca Bortoluzzi il suo nome, inizia a procedere a zigzag, sbatte a destra poi a sinistra fino ad impattare contro il guardrail. Il punto è la rampa di missione che da Silea, via Borin, porta in tangenziale direzione Treviso Paese. È qui che Bortoluzzi perde il controllo e lo schianto diventa fatale. Ad assistere alla scena
zona diversi automobilisti che chiamano immediatamente i soccorsi. I primi ad arrivare sono gli agenti di polizia locale di Treviso, un'ambulanza del 118 e una gazzella dei carabinieri. Ai sanitari del SUEM non resta altro che constatare il decesso dell'uomo. Bortoluzzi potrebbe essere stato colto da un malore. La polizia locale, che ha eseguito i rilievi, ha deviato il traffico che nel frattempo si era congestionato. Una volta identificato, i familiari sono stati avvisati poco dopo. Ci sono volute alcune ore per ripristinare la normale viabilità della strada. La tangenziale in direzione paese è rimasta chiusa per 3 ore per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo. Ecco, così in tangenziale, poi ritorneremo sulle strade del Veneto, perché appunto vi raccontavo di una giornata difficile, quella di ieri, ma adesso ci sono gli aggiornamenti che ci dà il nostro Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. Il caso è quello di Linda Zennaro. Buongiorno Lorenzo, che cosa è successo? Buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori. È successo che i funerali di Linda Zennaro, la ragazza che ricorderete è morta a Lido di Venezia sabato scorso, sabato notte, nella notte tra sabato e domenica, dopo la festa del Redentore, perché si è tuffata, così sembrerebbe, per fare un bagno e non è più purtroppo riemersa dall'acqua. I funerali erano stati fissati per martedì mattina alle 9 nella chiesa di Campalto, colpo di scena perché quando le epigrafe erano già state pubblicate e la famiglia si era organizzata, il magistrato no, si è sbagliata. di turno. Pronto? Il magistrato di turno ha bloccato i funerali che verranno celebrati non prima della giornata di sabato prossimo, quindi ci sarà almeno un'altra settimana di attesa. Quindi possiamo parlare, Lorenzo, di un colpo di scena? Un colpo di scena perché l'autopsia si è svolta, si sa che la situazione, il caso non è facile da risolvere perché si vuole fare chiarezza, capire bene come una giovane di 20 anni, poco più, possa essere morta facendo il bagno in un punto dove sembra l'acqua arrivi a non più di 50-60 centimetri di altezza, quindi un punto anche dove si cammina, possiamo dire, tranquillamente senza nessun problema, dove l'acqua è davvero bassa, quindi il caso non è facile da risolvere. L'autopsia si è svolta, siamo in attesa e alcuni dubbi potranno essere dipanati, crediamo, già o nelle prossime ore o al più tardi entro la giornata di lunedì, per capire a grandi linee cosa possa essere emerso dall'autopsia. Dopodiché il medico legale da prassi ha 90 giorni di tempo per presentare la relazione, esporre tutte le sue conclusioni, però già entro lunedì qualcosa si dovrebbe sapere, perlomeno sgombrare il campo da alcune ipotesi e concentrarsi più su altre che possano fare chiarezza su cosa sia successo. Certamente un rinvio da parte del pubblico ministero Anna Andretta, che sta seguendo il caso, quando, ripeto, la data dei funerali era già stata fissata, erano state diffuse le epigrafe eccetera, e un rinvio di almeno una settimana è un qualcosa di inatteso, imprevisto, che dimostra quantomeno che c'è la necessità di esaminare ancora molti aspetti, per cui il pubblico ministero non ha ancora dato
nulla osta. Allora io ti ringrazio Lorenzo, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti su un caso molto sentito che riguarda per l'appunto una giovane di 20 anni. Grazie al nostro Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. Noi tra l'altro fra poco ritorneremo a Venezia per parlare della situazione delle carceri, lo faremo con Anna Maria Parisi. C'è stata un'ispezione al carcere di Santa Maria Maggiore, ma prima per l'appunto di andare da Anna Maria Parisi. Anna Maria è pronta? No, appunto. Quindi è pronta anche Anna Maria. Allora facciamo così, chiedo a Vanessa Banzato di attendere qualche istante, perché appunto a Santa Maria Maggiore, al carcere, c'è stata un'ispezione e stanno uscendo adesso gli ispettori Bettin e Zanella. È uno dei fronti caldi di questa settimana. Anna Maria. Eccoci sì in diretta con la parlamentare veneziana Luana Zanella e il consigliere comunale Gianfranco Bettin, appena usciti dal carcere Santa Maria Maggiore da questa mattina in visita. Che mi metto a fianco a Luana Zanella, scusi se l'ho impallata consigliere. Cosa è emerso? Un fronte caldo questo del carcere. La settimana scorsa abbiamo visto che alcuni detenuti armati di spranghe hanno chiesto delle cose ben precise, tenendo anche in ostaggio alcune guardie. Il 14 di luglio c'è stato un altro gravissimo episodio sempre qui in carcere con un detenuto che si è tolto la vita impiccandosi. Quali le condizioni oggi che avete trovato in questo carcere? Diciamo che le condizioni che abbiamo trovato sono quelle che si possono trovare in tutte le carceri italiane. Il primo nodo è quello del sovraffollamento di strutture che sono inadatte per contenere un numero di persone che sono quasi il doppio di quelle rispetto ai posti disponibili. Ho avuto l'impressione che qui, nonostante ci sia un grande sforzo da parte dell'amministrazione, degli agenti di polizia penitenziaria e ovviamente anche dell'area educativa e sanitaria, ci sia una grande sofferenza dovuta al fatto che proprio le celle, soprattutto quelle in cui guarda caso sono ristrette persone con gravi problemi di salute e anche di tossicodipendenza, gli spazi siano troppo esigui. E noi sappiamo che dal punto di vista regolamentare per ogni detenuto, questa sarebbe la normativa europea, ci dovrebbero essere 9 metri quadrati, mentre io ho visto 3 letti in uno spazio che non so se siano 9 metri quadrati, ovviamente non li ho misurati. Ecco, quindi ci sono problemi di tipo strutturale. Nonostante gli investimenti che sono stati fatti anche dalla nuova direzione, e quindi l'attenzione e anche la professionalità di cui anche oggi siamo stati testimoni. Quindi i problemi sono sul fronte degli agenti, rispetto ai quali si potrebbe parlare per un'ora, perché c'è un turnover molto forte, la sede veneziana è considerata una sede scomoda e quindi questo favorisce ulteriormente il turnover. Non c'è la figura di mediazione, i sovrintendenti tra i livelli dirigenziali e quelli che lavorano proprio sul fronte dell'attività diretta con le persone ristrette, e quindi diciamo che dal mio punto di vista ho elementi importanti per intervenire la prossima settimana quando ci sarà presentato il decreto Nordio. Quali modifiche? No, prego, si schiarisca la voce perché comunque ha parlato anche tanto anche da questa mattina. Quali le modifiche che chiederà quindi?
Ma guardi, innanzitutto ovviamente credo sarà necessario affrontare il problema della riduzione del numero delle persone dentro le carceri, facendo ovviamente delle scelte opportune e dando la possibilità di un anticipo e di un rafforzamento dello sconto di pena alle persone che sono lì per poter uscirne. E poi anche determinati, io su questo punterei molto, e abbiamo puntato molto anche nei nostri interventi sia alla Camera che al Senato, rispetto agli psichiatrici, le persone che hanno problemi psichiatrici e naturalmente i tossicodipendenti. Sono persone che non dovrebbero stare in carcere, dovrebbero essere curate. La ringrazio, grazie alla parlamentare Luana Zanella, la lascio ai colleghi che la stanno aspettando per altre interviste e nel frattempo con Gianfranco Bettin, capogruppo dei Verdi Progressista in Consiglio Comunale a Venezia. Qui in carcere, consigliere, c'è, a proposito di Venezia, corruzione in giunta Brugnaro, c'è anche un'altra persona che è indagata e si trova in carcere per Ormenese, l'imprenditore Fabrizio Ormenese. Per caso l'ha incontrato? No, non abbiamo incontrato indagati su vicende di stretta attualità. Abbiamo considerato lo stato complessivo della popolazione detenuta, la difficoltà di lavoro degli agenti di custodia, del personale sociosanitario che è presente dentro, dei volontari e degli educatori, rilevando questa forte sofferenza della struttura dovuta al sovraffollamento. Ci sono oltre 250 detenuti su una capienza di poco più di 150 ufficiale, quindi è chiaro che tutto diventa più complicato. In momenti di grande calore come l'estate, come questa estate, la cosa peggiora ancora di più. E poi l'esito di una legislazione recente che ha molto allargato la sfera della punibilità e dei reati ha portato dentro le carceri italiane molti più giovani, molte persone che magari potevano star fuori, magari controllate, e questo ha aggravato la situazione generale. Grazie a Gianfranco Bettin da Venezia con Santa Maria Maggiore, dal carcere Santa Maria Maggiore, dall'esterno del carcere, con le immagini di Sandro Ponchio. È tutto, linea a te. Grazie davvero Anna Maria, a te Sandro Ponchio e ai nostri ospiti che hai intercettato proprio all'uscita dal carcere. Noi voltiamo decisamente pagina, andiamo a Bassano con la nostra Vanessa Banzato che è con Alessandro Costacurta. Per la parte tecnica ritorniamo a occuparci di predazioni, di fauna selvatica, perché è un tema, è un problema in questa estate 2024 più che mai. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Cristian e a tutte le persone che ci stanno seguendo. È un tema caldo, bollente, soprattutto in questa estate 2024. La questione legata alle predazioni dei lupi, ma in realtà legata a tutta la questione fauna selvatica, perché non esistono soltanto i lupi che stanno mettendo a rischio non solo l'attività di agricoltori e allevatori, ma anche proprio in alcuni casi stanno mettendo a rischio l'incolumità delle stesse persone. Con me proprio il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Derzo. Giovedì scorso, il 25 luglio, è stato assieme a tantissimi suoi colleghi a Mestre davanti alla sezione regionale dell'assessorato all'ambiente per chiedere proprio alla politica che passi poter fare per cercare di salvaguardare al massimo agricoltori, allevatori e tutelarli da tantissimi animali, tra predatori e non solo, che stanno proprio, soprattutto in quest'ultimo periodo, invadendo il territorio. Sì, diciamo che ogni anno che passa la situazione è sempre peggiorata, ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno, una situazione insostenibile. Non a caso ci siamo trovati 25 con più di 2000 allevatori a Mestre nel cercare di sensibilizzare ulteriormente la regione affinché si faccia qualcosa, si prenda in mano la situazione, perché così è diventato davvero impossibile lavorare. Ripeto, sono da anni che lo diciamo, purtroppo non si è mai riusciti a concretizzare nulla. Speriamo che questa qua sia la volta buona, perché altrimenti
altrimenti davvero il sistema agricolo andrebbe strutturalmente in difficoltà. Tra l'altro, per quanto riguarda la questione lupi, si parla di un aumento del 300% in pochissimo tempo della presenza proprio di predatori, e all'indomani dell'incontro a Venezia, in zona Lusiana-Conco, sull'altopiano, ennesima manza divorata dai lupi. Di conseguenza la situazione è davvero critica. La situazione è drammatica. Diciamo che finché noi eravamo a protestare, dall'altra parte avevamo i lupi che continuavano a mangiarci il bestiame, quindi ormai anche stando attenti le predazioni ci sono sempre. Lo ripeto, noi in questi anni come allevatori tutte le misure che ci erano state consigliate di attuare le abbiamo attuate, purtroppo non sono sufficienti. Adesso bisogna prendere in mano la situazione e speriamo che la Regione batta un colpo. Il tema sappiamo che è delicato, da una parte bisognerebbe agire a livello europeo per declassare il lupo, da quell'altra anche la Regione magari potrebbe scopiazzare anche quello che ha fatto la provincia autonoma di Trento, perché così davvero non si può andare avanti. I numeri sono fuori controllo, i lupi si sono moltiplicati a dismisura trovando cibo facilmente, e quindi davvero si mette a repentaglio un po' tutto quello il contesto montano, dalle malghe alla presenza turistica e le eccellenze agroalimentari, perché poi andarsi a vantare del fatto che la Regione Veneto abbiamo più presenze turistiche d'Italia, abbiamo il maggior numero di DOP e GP, e poi mettere a rischio tutto questo diventa, secondo me, sarebbe un grosso peccato. Diventa più che altro un controsenso. Sì, ovviamente è un controsenso. Noi siamo stati anche contenti che la Regione abbia solidarizzato con gli agricoltori, però oltre alla solidarietà adesso ci si attende anche qualche atto concreto. Si diceva, al di là del lupo, proprio anche altri esemplari di fauna selvatica, che possono essere i cinghiali, possono essere le nutrie, e a rischio viene messa proprio anche l'incolumità delle persone, ci diceva proprio fuori dal microfono poco fa. Sì, anche il discorso nutrie, le nutrie indeboliscono gli argini dei torrenti, dei fiumi, e quando l'agricoltore poi, tra l'altro, non per fare un servizio a tutti quanti, ovvero quello di pulire il canale, tenere l'erba tagliata, va col trattore lungo l'argine dove sotto è scavato, ovviamente l'argine cede, il trattore si ribalta, è già successo che qualcuno ci abbia pure lasciato le penne. I cinghiali anch'essi sono pericolosi, ed è davvero frustrante lavorare un anno dietro un terreno, mettere mais, aspettare che cresca la pianta e tutto, lavori un anno, poi nel giro di una notte passano questi cinghiali che ti radono al suolo l'appezzamento, e ovviamente un'azienda agricola economicamente non regge neanche se ci prega sopra, insomma. Certo. Tra l'altro questo non vuol dire, questa non vuole essere una battaglia per eliminare assolutamente la fauna selvatica, ci mancherebbe, soltanto che però ci vorrebbe un controllo maggiore e una regolamentazione maggiore, quello che chiedete voi. Sì, certo, il fatto è che alcuni numeri come questi non sono più sostenibili, bisogna attuare un controllo. Sappiamo che comunque anche le zone dell'altopiano, comunque ormai tutto il Veneto è antropizzato, e quindi ci vuole un controllo selettivo. Non si tratta di eliminare completamente una specie, però trovare quel punto di equilibrio affinché almeno le aziende agricole possano sopravvivere. Uno non può lavorare, lavoro agricoltore, lavori 12-15 ore al giorno e poi di notte devi stare attento ai cinghiali o al lupo che ti distruggono l'azienda. È una cosa di sostenibilità e ci vuole un punto di caduta, e qui la Regione, ma penso anche i sindaci, tutti quanti devono lavorare per una volta insieme per trovare una soluzione, perché così, credetemi, non si va più avanti. I sindaci sono uniti? Hanno fatto anche dei tavoli, anche con la provincia, adesso di tavoli ne abbiamo fatti tantissimi in questi anni, convegni e quant'altro, ora bisogna concretizzare, questo è fondamentale, ormai non c'è più tempo. Non c'è più tempo da perdere, quindi bisogna proprio velocizzare il tutto. Sì, bisogna, ormai siamo arrivati davvero a un punto di non ritorno. Se va avanti così, il prossimo anno probabilmente vedremo le montagne vuote, e tra l'altro anche un aggravio per quel che riguarda le casse dei comuni, perché molte malghe poi sono di proprietà dei comuni. Nel momento in cui vengono a mancare gli introiti derivanti dalle concessioni delle malghe, voglio vedere anche la sostenibilità dei comuni come regge. Cristian, in uno scenario che interessa le montagne del Vicentino, nello specifico in realtà le montagne dell'intera regione, che non fa certo ben sperare, quindi vedremo davvero se questi appelli che vengono lanciati dal mondo dell'agricoltura, dagli allevatori, vengono colti dalla politica, da regione e quant'altro, insomma se si riesce a trovare davvero una svolta per poter migliorare questa situazione. Da Bassano del Grappa è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie Vanessa Banzato con Alessandro Costacurta. Avete visto, insomma, il tema è caldo, è caldissimo e le prospettive sono nere per il prossimo anno e ha parlato il presidente della Coldiretti di Vicenza e sapete, la Coldiretti è anche reduce dalla protesta dei giorni scorsi a Mestre che vi abbiamo raccontato. Io torno per un attimo alla cronaca, vedo che si sta posizionando il nostro Lucio Zanato che si trova a Nove, quindi tra Vittorio Veneto e Fadalto, ma fra pochissimo andremo da Lucio, appunto, che si sta posizionando. Vi ricordo questa notizia: maltratta la moglie, tenta di incendiare la casa, arrestato, intervento dei carabinieri nel centro di Padova. I fatti risalgono a mercoledì, dopo aver appunto picchiato la moglie. Quest'uomo, un extracomunitario, ha appiccato anche le fiamme ad alcuni indumenti. Fortunatamente questa volta si è sfiorata la tragedia, poteva andare veramente molto peggio, ma nel corso dei nostri TG serali torneremo su questo fatto davvero grave. Dicevamo Lucio Zanato, eccolo il nostro Lucio Zanato. Se non sbaglio, Lucio, ti trovi a Nove, lo dico per chi è a casa, siamo sul confine tra le province di Treviso e Belluno, lungo l'Alemagna, che nelle scorse settimane è stata interessata da una duplice frana. Tu sei ritornato su quei luoghi. Lucio, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con Marco Masutti, che è uno dei due titolari delle uniche due attività, a parte un distributore più avanti, ancora attive qui lungo la sella del Fadalto. Come hai già benissimo spiegato, noi siamo proprio al confine tra Belluno e Treviso, siamo su una strada, storicamente quella della Valle Pisina, trafficata finché non c'è stata l'autostrada che poi ha levato via gran parte del traffico, quindi anche dell'economia. Adesso c'è una frana che non è la prima volta che capita, che continua a penalizzare queste attività, e appunto Marco Masutti è, come potremmo dire, un resiliente, nel senso che resiste nonostante tutto. Un'esperienza che mi pare dura da 6 anni, giusto? Sì, la mia esperienza dura da 6 anni, sono qui dall'agosto del 2018, quindi adesso ad agosto sono 6 anni. In 6 anni quante frane? Questa è la quinta volta, quindi con periodi più o meno lunghi, perché poi ce ne sono state alcune molto lunghe, un paio che hanno superato l'anno, vicino all'anno addirittura di chiusura, e qualcuna un po' più breve. Adesso. Ecco, quando c'è una frana per voi quanto si abbassa l'introito? Quando per noi si abbassa sicuramente più del 50%, perché come potete capire la frana è appena dopo la nostra attività, quindi evidentemente la strada ormai è chiusa per il transito per chi prosegue verso Belluno e quindi deve scegliere altre alternative. E evidentemente noi ci troviamo poi in un cul-de-sac, in una situazione in cui non si può più usufruire della clientela di transito. Ecco, la prima notizia l'abbiamo sentita, è quella della liberalizzazione, diciamo così, per servizio di questo tratto di autostrada, quindi sì. Il tratto sul Sella Fadalto Lago e giù invece Vittorio Veneto Nord. Come la vedete voi? Beh, allora diciamo che intanto è un'iniziativa che noi accogliamo con favore, perché diciamo che qualsiasi intervento che si fa per agevolare la circolazione per noi è positivo, soprattutto per quelli che provengono da Belluno, che per venirci a trovare qualcuno, a parte l'onere di dover fare il giro in autostrada, deve comunque doveva farsi carico anche del pagamento dell'autostrada. Questo ho visto che è stato tolto, e questa è una cosa positiva ma anche per la cittadinanza che vive qui, che per raggiungere il centro città, stessi vittoriesi che vivono a nord della frana dovevano sostenere una spesa per andare a Vittorio Veneto e raggiungere il centro, che adesso sembra che abbiano tolto. L'altra notizia invece arriva dalla regione, dall'assessore De Berti, vicepresidente della regione, che dice: riprendiamo in mano il progetto delle gallerie, di gallerie, diciamo così, artificiali, che facciano da paramassi di fatto, nel senso però lei dice
c'è, basta vedere quello che è stato fatto quasi un secolo fa con la ferrovia e la soluzione è lì. Sì, ma diciamo che qui abbiamo dei tratti dove la ferrovia, dove questo problema probabilmente era stato scoperto molti anni fa, avevano creato appunto queste gallerie paramassi perché piazzate in corrispondenza appunto di dove ci possono essere queste colate, queste cose. Quindi è anni che si parla di questo tipo di intervento, che probabilmente è anche un intervento importante, mi rendo conto, ma potrebbe essere veramente una cosa definitiva, perché come dico 6 volte in 6 anni vuol dire che è un fenomeno che si ricrea regolarmente e che forse necessita di un intervento ben più strutturato per risolvere il problema in via definitiva. Ecco, ma se dovesse essere più strutturato, quindi con maggiore chiusura della strada, voi sareste pronti ad accettare questo sacrificio? Guardi, ovviamente sì, anche lì credo che si possano trovare delle soluzioni che non implichino probabilmente la chiusura per forza totale, cioè in altre situazioni dove si vede, dove non c'è un'alternativa di una strada a fianco che faccia il servizio, si lavora magari con un senso unico alternato, con altre cose. Poi io non sono un tecnico, non mi compete. Se ci fosse un intervento rapido e comunque definitivo, io credo che tutti quanti noi saremmo disposti a fare questo ulteriore sacrificio, purché ne valga la pena, per poter vivere tranquillamente. Anche a livello, diventa anche un problema anche di investimento, perché anch'io avrei piacere anche di investire, di creare, di ingrandirmi un po'. Però con questa situazione sempre incerta e traballante sono un po' frenato. Ecco, va detto che se ci fosse una strada più sicura, cioè più tranquilla, un transito regolare, qui ci sarebbe anche da rilanciare il turismo? Assolutamente sì, ripeto, questa situazione crea sicuramente dei dubbi e delle incertezze. Se invece la gente vede che dovesse vedere che c'è una bella regolarità nel traffico, nel transito, e quindi qualcuno avrebbe anche più coraggio magari di ripartire e di creare un qualche cosa di nuovo. Ecco, parlano di una riapertura, diciamo, a fine stagione, ma una riapertura certa. Voi vedete che i cantieri stanno andando avanti? No, io da questo punto di vista devo fare un plauso, perché ho visto che l'intervento è stato immediato, quindi dai primi giorni della frana, cosa che non si è vista in altre circostanze, quindi l'intervento è stato fatto in maniera tempestiva. Vedo che gli operai ci sono, lavorano, e questa cosa mi incoraggia, insomma, vedo che è una cosa, speriamo che riescano a fare il più fretta possibile, almeno per salvare uno scampolo di stagione che ormai abbiamo visto un po' compromessa, anche per colpa di tutte le piogge che ci sono state in primavera, che anche quelle hanno creato diversi disagi. Comunque lei non molla? No, assolutamente. Grazie, a te la linea. È davvero, Lucio Zanato, con il tuo ospite, è uno spaccato molto interessante. Poi ricordo a chi ci sta seguendo che sì, è vero, c'è un'autostrada che tra l'altro è a pagamento, ma parliamo della statale di Alemagna, che è poi la statale che porterà e che porta a Cortina, che fra 1 anno e mezzo sarà alle prese con le Olimpiadi. Quindi insomma anche questo è un dato di cui tenere conto. Io ho ancora parecchie cose da dirvi, da raccontarvi. Un'operazione antidroga a Padova, sempre a Padova, un caso grave di pertosse per quanto riguarda un bambino, e poi c'è tutta la vicenda del bacino sul Retrone a Vicenza. Anche qui c'è una pronuncia del TAR del Lazio che sta facendo particolarmente discutere, ma tutto questo fra pochissimo. Ritorniamo in diretta, Focus TG, la cronaca. Un sabato iniziato nel peggiore dei modi a Pescantina con un incidente mortale, 2 le vittime, un altro incidente ancora in Romea, alle 10 a perdere la vita una donna, e poi, come vi ho mostrato poco fa, c'è Saunara che piange Mattia Tognati, 40 anni, che è morto dopo 9 giorni di agonia. Tognati, panettiere, il 13 luglio scorso era in sella a una Panigale in strada Battaglia quando è stato travolto da una Peugeot. Quindi una situazione critica sulle strade del Veneto. Oggi è bollino nero, perché cominciano gli esodi estivi, quelli appunto che portano al clou della
stagione. Ma vi dicevo poco prima di andare in pubblicità che vi dovevamo aggiornare su un'importante operazione antidroga che è stata condotta dalla squadra mobile della questura di Padova. Salgono così, pensate, a 92 gli arresti per spaccio nella città del Santo dall'inizio dell'anno. Giro di vite della questura di Padova contro lo spaccio di droga in città. 8 i pusher arrestati, 3 i denunciati e 3 le misure cautelari personali disposte dalla procura. Sequestrati quasi 5.000 euro in contanti, proventi dello spaccio, e 5 stranieri irregolari accompagnati e trattenuti nei centri per i rimpatri di Milano, Gorizia e Roma, su decisione del questore Marco Dorisio. Gli interventi della squadra mobile si sono concentrati nella zona della stazione e in quelle segnalate dai cittadini. Salgono così a 92 gli arresti in flagranza di spaccio effettuati dall'inizio dell'anno dalla sola squadra mobile, con 10 kg di droga sequestrata tra cocaina, eroina e hashish e quasi 70.000 euro sequestrati ai vari spacciatori. Molte le curiosità in quest'ultima operazione, ad esempio il messaggio di uno spacciatore minorenne, straniero non accompagnato, ai suoi cosiddetti clienti, che parlava di una novità speciale che brilla come scaglie di pesce, e il riferimento è al crack, droga in aumento nelle grandi città. Nel parcheggio di un centro commerciale, invece, i poliziotti hanno arrestato 2 tunisini irregolari. Facevano salire a bordo della loro auto i clienti, che però scendevano dopo aver percorso solo i pochi metri, evidentemente dopo aver pagato e ricevuto in cambio la droga. Fermati, ai loro telefoni cellulari hanno continuato ad arrivare decine di messaggi e telefonate da parte di persone che volevano acquistare stupefacente. E a proposito di droga, spostiamoci in via Piave a Mestre, un quadrante complicatissimo. Come vi raccontiamo sempre, c'è questo reportage del nostro Nicola Marcato, siringhe usate nel parco dei bambini. Eccola, guarda che ha. Siringhe usate e lasciate a terra da giorni dai tossicodipendenti. Ore 11, venerdì 26 luglio, Mestre, parco di Piazzale Baisizza, laterale di via Piave, a 2 passi dalla stazione. Tra questo parchetto e via Piave fanno da spola drogati e alcolizzati a tutte le ore del giorno e della notte, ci dice un residente. E in effetti, pochi attimi prima di queste riprese, un altro tossicodipendente, alla vista della nostra telecamera, ci ha consigliato, se così si può dire, che era meglio andare via, la nostra presenza qui non è gradita. Questo territorio è in mano loro, tossicodipendenti e spacciatori che non temono niente e nessuno, nemmeno le forze dell'ordine. Lo sconforto di residenti e commercianti è alle stelle, tutti si sentono impotenti di fronte a questo degrado. Qui, quando si esce e si entra in casa, bisogna fare in fretta per evitare brutti incontri. Questo dunque è lo spaccato di via Piave raccontato nel servizio da Nicola Marcato, e noi ritorniamo su un fatto di sangue che ha preoccupato e preoccupa non poco la Marca, anche perché parliamo di un delitto tuttora irrisolto, quello di Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta con 4 fendenti nella parte alta del corpo in via Maleviste, sui confini tra Treviso e Preganziol. Era l'inizio di luglio e ancora caccia al killer, ma ci sono degli aggiornamenti. Oltre 150 telecamere dislocate non solo nei pressi della zona dove è stato trovato il corpo di Vincenza Saracino, ma anche lungo strade e aree frequentate dalla donna e forse anche dal suo assassino. E in una di queste immagini potrebbe esserci il volto del killer che ha ucciso a coltellate la 50enne trovata morta a Canizzano in un'area degradata dietro ad una fabbrica dismessa. Colpita con più fendenti, uno letale le ha reciso la carotide. I carabinieri hanno controllato il video fotogramma per fotogramma alla ricerca di elementi utili. Intanto si attendono i riscontri del RIS dei Carabinieri di Parma, che hanno esaminato la bici elettrica della vittima trovata seminascosta in un cespuglio da cui sporgeva solo il cavalletto, ed è stato grazie a questo dettaglio che i Carabinieri hanno potuto trovare la donna che era scomparsa da un giorno. Presto potrebbe esserci la svolta, i Carabinieri sarebbero già sulla pista giusta, Vincenza e il suo assassino si sarebbero dati appuntamento, forse per un chiarimento o forse per una questione economica. Certo è che il killer l'ha incontrata già armato di coltello.
Noi adesso andiamo a Cortina con Stefano Bozzi per parlarvi di un'operazione della Guardia Costiera di Venezia. Guardia Costiera di Venezia che è entrata in alcuni ristoranti dei VIP e non ha fatto delle belle scoperte. 2 chili. 1400 kg di pesce di provenienza ignota, non etichettato e persino scaduto. Sono le cifre del sequestro operato dai militari della Capitaneria di Porto di Venezia che congiuntamente al personale del servizio veterinario dell'ULS 1 Dolomiti hanno effettuato controlli ad alcuni rinomati ristoranti di Cortina d'Ampezzo. Branzini, ricciole, seppie, calamari, ma anche gamberi rossi, polpi, salmoni e altri prodotti alimentari non appartenenti al settore ittico. Tutti prodotti congelati, sprovvisti della tracciabilità che per legge serve a monitorare ogni fase della commercializzazione e peraltro conservati oltre la data di scadenza. I prodotti erano conservati all'interno delle ghiacciaie e con ogni probabilità sarebbero finiti sulle tavole di alcuni ristoranti VIP della Conca Ampezzana. 8 le sanzioni amministrative elevate per un importo totale di 22.000 euro per i 3 sequestri effettuati nel contesto della vigilanza sulla filiera della pesca da parte della Guardia Costiera per scongiurare quei comportamenti illegali che compromettono la qualità del prodotto ittico e del Made in Italy, oltre a comportare il rischio di conseguenze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori. Vi do 2 aggiornamenti che riguardano il padovano. Un bimbo di soli 2 mesi è ricoverato in terapia intensiva a Padova, colpito da una forma grave di pertosse, malattia che sembrava quasi scomparsa e che invece quest'anno ha fatto registrare un'impennata di casi senza precedenti negli ultimi 20 anni, facendo registrare anche alcuni decessi. Il piccolo è arrivato in ospedale in fase acuta, ma dopo alcuni giorni di cure ora non è più in pericolo di vita, secondo gli esperti. Un caso su 3 è dovuto al calo delle vaccinazioni. E sempre nel padovano si registra anche il 3° caso di West Nile, un uomo di mezza età residente nel Piovese con un quadro clinico di fragilità e risultato positivo al West Nile nella sua forma neuroinvasiva. Il paziente è dovuto ricorrere alle cure intensive. Abbiamo ancora parecchie cose da dirvi, dobbiamo parlarvi, come vi dicevo prima, dello stop al bacino sul Retrone, quindi andare a Vicenza, ma poi parliamo anche di bollette. A fra poco. Di nuovo in diretta Focus TG, prosegue il nostro racconto di questo sabato a nord-est, subito a Vicenza, con il TAR del Lazio che ha stoppato il bacino anti-alluvioni, la cui realizzazione servirebbe a contenere le piene del Retrone che minacciano, come sapete, la città di Vicenza. Il commento del sindaco è molto amaro, ma sentite il servizio di Luisa Bertini. Alla realizzazione del bacino sul torrente Onte, affluente del Retrone, le cui piene nel recente passato hanno dato non pochi problemi alla città di Vicenza. Sentenza che di fatto blocca momentaneamente questo tassello dell'operazione anti-alluvioni sulla città, rimandando ad ulteriori valutazioni sull'impatto ambientale. La cassa di espansione per mettere in sicurezza Vicenza è prevista nell'ambito del progetto della TAV, contro cui aveva presentato ricorso Italia Nostra, ricorso accolto appunto parzialmente. Siamo molto preoccupati perché delle tante questioni che venivano sollevate nel ricorso e che sono state affrontate dal TAR, soltanto una è stata confermata da parte del TAR appunto, ed è l'allungamento dei tempi per il bacino sull'Onte. Di fatto viene stoppata l'ordinanza che aveva portato ad anticipare questa opera così importante. L'unico bacino che è già in programma e in costruzione sull'asta fluviale del Retrone. Tutti abbiamo visto negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, quanto il Retrone faccia paura, perché è un fiume che cresce con le piogge di pianura, un bacino che è già progettato, che era già in partenza per i lavori e che adesso non sappiamo quando potrà partire. L'obiettivo era quello di giocare d'anticipo per quanto riguarda la realizzazione del bacino in
inserito nei lavori TAV, progettato sia per proteggere la nuova linea ferroviaria sia per la difesa idrogeologica della città. Si tratta dell'unico bacino che incide sull'asta del Retrone, intervento che aveva anche ottenuto l'ok all'anticipazione sul cronoprogramma dei lavori. Siamo veramente preoccupati perché se ci dovesse essere un'alluvione magari fra 1 anno e mezzo, 2 anni, a causa del Retrone che esonda e magari proprio a causa di questo ritardo, sarebbe imperdonabile. Noi abbiamo bisogno di interventi di difesa idrogeologica, di interventi come questo, perché il nostro territorio è fragile. Avevamo ottenuto insieme alla Regione, il Consorzio di Bonifica, da parte di IRICAV e di RFI la scelta di anticipare questo intervento. Speriamo davvero che adesso l'iter non diventi troppo lungo e si possa procedere con grande celerità. È sabato, come ogni sabato c'è il report della CGA di Mestre, sempre molto atteso. Questa volta si occupa di bollette dell'energia elettrica e del gas. Ci sono dei dati interessanti che raccontano di una vera e propria stangata sulle famiglie. Tra il 2019 e il 2023 le bollette dell'energia elettrica sono rincarate del 108%, mentre quelle del gas del 72%. Questo mediamente. C'è stato un rallentamento in questi ultimi mesi, ma le tariffe aumentano più dell'inflazione. Paolo Zabeo. Nell'ultimo anno le bollette di luce e gas hanno subito una drastica riduzione. Questo è un aspetto molto positivo. Tuttavia la crisi energetica che abbiamo subito nel biennio 2022-2023 ha lasciato il segno in particolare su artigiani e piccoli commercianti. I titolari di queste attività, infatti, i rincari li hanno pagati 2 volte. La prima per l'utenza domestica, la seconda per illuminare, rinfrescare e riscaldare le botteghe e i negozi. Le cose invece sono andate decisamente meglio per le grandi società energetiche, a danno però delle casse pubbliche. Infatti, dopo aver realizzato 70 miliardi di extra profitti, queste grandi aziende dovevano versare quasi 13 miliardi e mezzo all'erario di contributi di solidarietà. A consuntivo invece è emerso che hanno pagato meno della metà di quanto previsto. Ebbene, qualcuno può chiedere a questi signori per quale ragione si sono autoridotti le imposte di oltre 7 miliardi di euro? Insomma, chiedere è sempre lecito, rispondere sarebbe cortesia vista la stangata. Allora, ultimo giro d'orizzonte sulla cronaca di giornata iniziata a Pescantina con un incidente letale, morte 2 persone, un ragazzo e una donna, lo scontro tra la loro auto e un mezzo della nettezza urbana alle 6:30 a Pescantina in provincia di Verona. Poco più tardi alle 10 un altro grave incidente stradale sulla statale Romea, la 309 all'altezza di Porto Viro, anche qui appunto una vittima, è morta una donna con Saunara che piange dopo 9 giorni di agonia la morte di Mattia Toniati, che il 13 luglio scorso era stato travolto da una Peugeot in sella alla sua motocicletta. Una giornata per l'appunto veramente difficile sulle strade del Veneto. E ancora l'altra notizia di giornata di cui vi abbiamo dato conto, quest'uomo che ha maltrattato la moglie a Padova e ha tentato di incendiare la casa. Si trova al carcere 2 Palazzi. E poi la vicenda di Filippo Turetta. Come sapete, come vi abbiamo raccontato nel servizio che vi abbiamo mostrato, sono uscite delle intercettazioni ambientali, il colloquio che Filippo Turetta il 3 dicembre scorso ha avuto in carcere a Montorio con il padre Nicola, che probabilmente nel tentativo di consolarlo ha detto determinate cose che stanno creando anche un po' di sdegno, non solo sui social. Non sei uno che ammazza, hai avuto un momento
di debolezza e via discorrendo. Ne abbiamo parlato, vi abbiamo fatto sentire alcune parti di questa conversazione di cui si parlerà con ogni probabilità a lungo, ma noi ovviamente rientriamo in diretta con tutti gli aggiornamenti con le nostre edizioni serali. Per il momento è davvero tutto, ringrazio Renato Capoia dalla regia, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, buon sabato.